Ugo Bressanello al telefono con noi, il fondatore di Domus de Luna, perché i progetti vanno avanti e una zona della quale abbiamo parlato, una struttura, l'Exmee, ha inaugurato altri servizi per i ragazzi. Buongiorno Ugo. Buongiorno Ugo, ben trovato caro amico. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e due. Allora, cosa sta succedendo all'Exmee? Qualcosa ha già non solo preso vita, è già forse usufruibile? Beh sì, l'Exmee d'estate è diventato un campus, abbiamo usato questo termine perché abbiamo visto che piaceva a tutte le mamme che sono solite d'estate avere qualche problemino in più con i loro bambini. Certo. E quindi abbiamo aperto la struttura di mattina, c'è una splendida piscinetta che già l'anno scorso ha fatto divertire tanti ragazzi. E insieme alla piscina poi abbiamo iniziato a far sì che tutte le mattine ci fossero attività anche nel campetto che Grazia Comune è finalmente disponibile, il campetto di calcetto che è proprio a fianco dell'Exmee, sempre in via Sanna, e i giardinetti vicino. Insomma c'è tanto sport, c'è tanto chiasso, tante belle urla, ma tutte di divertimento. E soprattutto non ci sono, perlomeno per quanto vi riguarda, ragazzi che rimangono in strada, e quindi per chi non sapesse, ma giusto forse uno o due, che cosa fa Domus de Luna, dà una mano significativa a tutte le mamme e a tutti quei ragazzi che nel loro percorso hanno avuto un po' di problemi magari di varia natura. Ecco che esistono persone come Ugo Bressanello e il suo staff per cercare di rinstradare laddove si può, perché poi non è sempre facile, Ugo, no? No, non è sempre facile, poi non è sempre responsabilità purtroppo dell'individuo. Qui faccio arrabbiare sempre il Presidente, però certo. Io lo ripeto che c'è una responsabilità delle persone, ma ce ne sono tante e più grandi di chi magari istituzione di ente pubblico dovrebbe preoccuparsi di questo e magari utilizzare le nostre tasse, no? Al meglio, per far sì che chi ha difficoltà e debolezza possa essere Io ti ho sempre detto, devi continuare a fare questi appelli propositivi per coinvolgere sul piano etico, morale e politico le istituzioni. Tu sai il mio pensiero, no? Ugo, noi ti ringraziamo. Grazie, e Ugo. viva l'Exmee. Un Grazie, abbraccio a te e a tutto il resto della famiglia di Domus de Luna. Grazie, posso Grazie, fare solo in bocca un al invito, lupo. che il 12 luglio c'è il Codice Segreto che fa un bellissimo spettacolo, invito tutti quanti a venire all'Exmee. Guarda, l'associazione Codice Segreto l'avremo ospite nei prossimi giorni, bene, quindi vedi, sono felice, vedi, senza neanche saperlo. E un in bocca al lupo a te per quello che sai e che appunto ti riguarda. Un Grazie. abbraccio. Ciao di nuovo, ciao ciao, Ugo, caro grazie. amico. Ciao. E adesso